per Venezia è una cosa unica, cioè è una cosa indispensabile. Sollevati i veneziani che si sono potuti risvegliare solo bagnati dalla pioggia e non sommersi dall'acqua. Il Mose ha superato il test più significativo, proteggendo la città dall'acqua alta che ha toccato i 173 centimetri. Senza le barriere, Venezia avrebbe affrontato la terza marea della storia, dopo i 194 centimetri del 66 e i 187 del 2019, come ha evidenziato anche il ministro Salvini. Se non ci fossero le barriere del Mose, ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica, quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato, che sta salvando un patrimonio dell'umanità. La piazza San Marco è senza acqua alta, ancora una volta il Mose ha funzionato, la città resta all'asciutto se non fosse per la pioggia per l'appunto, quindi la città di Venezia può guardare al futuro con più speranza grazie a quest'opera e grazie anche a tutte le opere che, come quella della Basilica che è stata inaugurata sabato scorso, che stanno salvando la città di Venezia. Il maltempo però non ha risparmiato la città, investita da raffiche di vento fortissime e dalla pioggia battente. Il vento ci sta davvero spostando, è un vento fortissimo, quindi anche per questo si vedono pochissime persone camminare. Ombrelli divelti ovunque, nella zona di Piazzale Roma le raffiche hanno anche sradicato un albero, nessuno è rimasto ferito. Secondo l'ultimo bollettino è prevista una nuova punta di 145 centimetri domani alle 10:30 che potrebbe ripetersi giovedì. Le paratoie del Mose saranno nuovamente sollevate alle 6:30 di domani. È la giusta risposta a chi vuole vedere Venezia sempre in decadenza, sempre dire no a tutto. Venezia è una città che guarda al futuro, che scommette nella scienza, nell'ingegneria, che dice sì alle opere che possano metterla in sicurezza. Quindi davvero basta con il no a tutto, basta con questo lamento, basta con il no ad ogni introduzione, ad ogni novità. Il Mose ha funzionato, il Mose ha salvato Venezia questa volta.